Buongiorno a tutti, forse veniamo un po' di giornate un po' più belle e un po' di caldo speriamo, quindi possiamo fare un po' di battuto al coltello, di tartare come dicono i francesi, e per fare tartare andiamo a pigiare un tocco di coscia, solitamente chi deve anche un filetto, ma comunque il tocco di magro, deve un filetto per fare tartare, per i senesi non è un massimo perché la sgreia proprio per palanca. E allora dobbiamo un tocco di magro che va bene un mesimo, tagliamo bello sottile e poi lo picchiamo con il coltello in modo che venga bello fine, con quasi trito. Anche mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio extravergine e poi chi vuole per usare 2 scaglie di grana, di parmigiano, quello che si vuole, o a quale stagione anche magari 2 articciocche tagliate belle fine. Mi raccomando, non stai a mettere del limone perché il limone creve il gusto da carne e più che altro a cuoce, quindi non è più carne crua. E poi anche ho detto perché la carne è un po' come il pesce e in altre aziende dicono che chi insce il pesce che mette il limone o l'è di cuneo o l'è un bellino. O come sta a fare che mi faccio amici, tutti i miei amici di cuneo, ma va bene così.